Il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, ci illustrerà i principi fondamentali della democrazia. Buona lezione. L'Italia è una repubblica democratica. Sono queste le prime parole dell'articolo 1 della Costituzione italiana. E poi la stessa Costituzione, all'articolo 39, dice che i sindacati debbano essere organizzati su base democratica. E sempre la Costituzione, all'articolo 49, dispone che tutti sono liberi di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Che cosa vuol dire democrazia? Una definizione molto semplice, molto diffusa e molto nota fu quella data nel 1863 da uno dei grandi presidenti americani, Abraham Lincoln, il quale la definì molto semplicemente il governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Una definizione un pochino più complessa è quella che è stata data dalle Assemblee delle Nazioni Unite nel 2005, è la libera espressione della volontà dei popoli nella determinazione dei propri sistemi politici, economici, sociali e culturali, e in più la piena partecipazione a ogni aspetto della loro vita. Ma questa definizione pone due problemi. Il primo è: che cos'è il popolo? E il secondo è: ma come si può esprimere il popolo? È facile pensare che si possa dire popolo, chiamare popolo la popolazione di una nazione. Il popolo italiano sono coloro che stanno nella stivale della Repubblica Italiana. Ma pensateci bene, quando un noto francese, Alexis de Tocqueville, nel 1830 varcò l'Atlantico per andare negli Stati Uniti e studiare la democrazia americana, e lui trovò una nazione nella quale c'erano molti schiavi. Una buona parte della popolazione era fatta da schiavi. Gli schiavi non avevano diritti di cittadinanza, quindi c'era una popolazione delle persone residenti in un posto, ma non potevano eleggere ed essere eletti, per esempio, non potevano accedere alle cariche pubbliche. E per andare più vicini a noi, e la stessa cosa possiamo dire per le donne, e per lunga parte della storia unitaria italiana, dal 1861 al 1946, le donne non hanno potuto partecipare alle elezioni. Si parlava di un suffragio universale, ma era ben lungi dall'essere un suffragio universale, perché tutte le persone di sesso femminile non potevano partecipare alla votazione. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Pare che una vecchia di 80 anni si sia presentata alle 6 del mattino alla sua sezione. E ancora oggi vi sono in Italia molti stranieri che non hanno diritto di voto. In molti paesi stranieri, immigrati, non hanno diritto di voto. Quindi è difficile definire il popolo, bisogna tener conto dell'epoca storica e bisogna anche tener conto delle circostanze
e degli ordinamenti giuridici vigenti paese per paese. E come si esprime poi il voto? La risposta più semplice a questa domanda è: si esprime mediante le elezioni, e le elezioni consistono in una scelta. E questa risposta è nello stesso tempo soddisfacente ed incompleta, perché è vero che attraverso le elezioni e la partecipazione alle votazioni si esprime la volontà del popolo, ma è vero altresì che è importante che vi siano ripetute elezioni. Non basta un'elezione sola. Molte dittature si sono affermate attraverso delle elezioni che poi hanno trasformato le persone elette in dittatori o in regimi autoritari governati da quelle persone che una volta sono state elette e poi non si sono più sottoposte al giudizio dell'elettorato. E poi l'elezione è una scelta davvero o non è piuttosto l'approvazione di una scelta? Perché quando si va a votare non si può mettere un nome a caso, bisogna approvare un'indicazione che ci viene data. Ed allora è importante che chi ci dà questa indicazione, cioè chi propone le candidature, a sua volta abbia un ordinamento democratico. Quindi non basta dire che ci devono essere delle elezioni perché vi sia una democrazia, bisogna dire che vi devono essere ripetute elezioni e che le candidature siano proposte da forze politiche, che chiamiamo normalmente partiti, che a loro volta siano al loro interno democratici. Ma basta tutto questo perché vi sia una democrazia? Immaginiamo che io voglia costituire un partito. Che cosa devo fare? Devo parlare con delle persone, devo probabilmente stampare un giornale o dei volantini per cercare di avere il consenso di altre persone, fare delle riunioni, alla fine costituire un'associazione che si chiamerà partito politico. Ed allora, perché vi sia democrazia, occorrono anche la libertà di manifestazione del pensiero, occorre anche la libertà di riunione, occorre anche la libertà d'associazione. Quindi la democrazia non può vivere senza queste libertà. Le libertà sono una condizione della democrazia. Ed è per questo che qualche governante che oggi dice e vanta di aver introdotto una democrazia illiberale, in realtà sta o usando un ossimoro oppure si sta nascondendo dietro un ordinamento autoritario. E poi quel francese che ho citato prima, Alexis de Tocqueville, che ha scritto il libro più importante per la storia della democrazia moderna, La democrazia in America, un libro pubblicato nel 1835 nella prima parte, già metteva in luce un pericolo delle democrazie. Il pericolo che nelle democrazie si formi una maggioranza popolare, che poi dà luogo a una maggioranza parlamentare,
e che questa eserciti il suo potere in un modo tirannico nei confronti della minoranza. Perché essere maggioranza ed essere minoranza comporta essere in 51% e 49%, ma se 51% è uguale 100 e 49% è uguale 0, si capisce chiaramente che la democrazia diventa tirannide di una maggioranza. Ed è per questo che negli ordinamenti moderni il potere della stessa democrazia deve essere in qualche modo controllato in vari modi. C'è una separazione dei poteri, un decentramento dei poteri e infine uno scrutinio o controllo sull'esercizio dei poteri. Una separazione dei poteri. Potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, l'uno distinto e separato dall'altro. E poi un decentramento dei poteri, per esempio in Italia, comuni, gli 8.000 comuni e le 20 regioni. E poi uno scrutinio dei poteri, un controllo sull'esercizio dei poteri. Per esempio, in praticamente adesso 4/5 dei paesi del mondo, dei giudici costituzionali che, per così dire, stanno al di sopra delle leggi e controllano l'esercizio dell'attività legislativa da parte della maggioranza parlamentare e per verificarne la corrispondenza alla Carta Costituzionale. La democrazia vuol dire espressione libera della volontà del popolo e partecipazione attiva del popolo all'esercizio del potere e quindi allo Stato. Ma vuol dire anche regime di libertà e vuol dire anche un sistema di contrappesi, di controlli che tenga sott'occhio l'esercizio dei poteri della maggioranza parlamentare. E quindi una raccomandazione: non rimaniamo prigionieri della etimologia della parola democrazia, il potere del popolo, dice questa parola composta di due parole della Grecia antica come la democrazia stessa, perché ha avuto la sua prima applicazione in Grecia. Le democrazie di oggi, le democrazie contemporanee, sono democrazie molto più ricche di quella antica. Sabino Cassese ci ha appena parlato di democrazia e sappiamo che uno dei grandi luoghi e momenti fondamentali per l'esercizio della democrazia dalla Grecia antica in poi è il teatro.